La notizia è passata inosservata dall'informazione locale, ma non in quella specializzata. L'assessore Paolo Camolei ha incontrato i vertici nazionali dell'Associazione delle attività di gioco d'azzardo e, come sottolineato in tutti i titoli delle testate dedicate, ha dato disponibilità a deroghe nel regolamento comunale su slot e giochi con vincite a denaro. L'incontro si è svolto nei giorni scorsi con il presidente nazionale dell'associazione Raffaele Curcio e quello della delegazione veneta Mauro Vettorello, anche per presentare la campagna affinché il gioco resti gioco. Durante la discussione i rappresentanti dei gestori di attività d'azzardo hanno lanciato anche la proposta di far frequentare ai propri iscritti corsi sulla conoscenza e la gestione della ludopatia, ovvero la malattia del gioco. Proprio da questa iniziativa sarebbero poi giunte le aperture da parte dell'amministrazione comunale attraverso un allungamento dell'orario di apertura e utilizzo dei videopoker e sale gioco attualmente fissato tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22. Un provvedimento legato all'ordinanza firmata il 1 febbraio dal sindaco Giovanni Manildo e che sottolinea come gli schiavi del gioco a Treviso non siano pochi. Siamo al 19° posto tra le province italiane e i casi in cura al SERT sono passati in 5 anni da 4 persone nel 2009 a 183 nel 2014. Il gioco oggi è un'epidemia, sta distruggendo molte persone, molte famiglie, quindi è giusto che l'amministratore locale si preoccupi anche di salvaguardare quello che è la giusta attività commerciale, ma anche di sensibilizzare i gestori che questi sappiano che il loro oggetto di commercio sta distruggendo un po' tutta la collettività. Un incontro che lascerà certamente il segno dopo le aperture dell'assessore alle attività produttive al gioco d'azzardo, considerata anche la battaglia opposta fatta nei mesi scorsi per una volta tanto da maggioranza e opposizione assieme.